Diciamo che è un giusto riconoscimento ad una realtà sportiva che ha saputo coniugare in maniera esemplare modo di valorizzare tutto ciò che è collegato alla sostenibilità integrale. L'Udinese ha fatto veramente un grandissimo salto di qualità, un passo in avanti e soprattutto un premio ad una comunità, ad una società che ha dimostrato sempre di essere collegata, strettamente collegata diciamo nel valorizzare nelle migliori condizioni un binomio tra sport e cultura, tra sport e turismo, e quindi credo che questo riconoscimento sia un riconoscimento non solo ai dirigenti ma ad un'intera collettività. Ancora una volta presente a Udine, il presidente federale Gabriele Gravina applaude la lungimiranza della famiglia Pozzo e commenta con soddisfazione la qualità dell'accoglienza di Udine, che si spera possa poi riflettersi su un'ottima sicurezza, come accaduto già per Italia e Israele. Attesa per la partita tra Tottenham e Paris Saint-Germain, dal quale è stato escluso Gianluigi Donnarumma, praticamente tagliato fuori dal club francese all'improvviso. Un dispiacere anche per il nuovo CT Gennaro Gattuso, che è presente a Udine non solo per la finale ma anche per seguire un allenamento di Costa Runjaic. Sì, a me dispiace, sul piano umano dispiace per Gigi, perché è un ragazzo straordinario. Lo considero non solo io il miglior portiere del mondo e quindi per noi è fondamentale. Lo dico come italiano, lo dico per la nostra nazionale, quindi io spero solo che lui possa rimuovere in tempi rapidi queste tensioni, voglio dire, interne, perché sul piano umano Gigi ha sempre rivelato una grande sensibilità e quindi riaffermare quella che è la sua ampia e grande caratura internazionale. Sì, Rino sta lavorando, sta girando tutti i club, non evita nessuno, quindi sono tutte e 20 le società di calcio, poi tra l'altro al di là delle squadre, le società di calcio diciamo di Serie A sta seguendo moltissimo il femminile, la femminile ha seguito molto la nostra nazionale Under 21, quindi diciamo che per lui è un agosto a tempo pieno, quindi è un lavoro a tempo pieno.